2 aprile, il giorno dei dazi americani e cresce la preoccupazione anche in Veneto. Sono 7,3 miliardi dell'export regionale negli States, con un incremento del 30% rispetto al 2019. Sono dati diffusi dall'Istituto Statistiche della Regione Veneto, che evidenzia che la maggior crescita l'ha registrata il comparto agroalimentare, sostenuto dalle vendite di prodotti meccanici, strumenti e forniture mediche, oltre che dall'occhialeria. A trainare l'export la provincia di Vicenza con il 30,4% del valore regionale. In crescita però anche le province di Verona e Treviso. I dazi rischiano di essere il terzo cigno nero dopo ovviamente il Covid, la guerra e adesso questa novità dei dazi. Siamo molto preoccupati, i dazi non portano mai bene, lo dimostra la storia dei dazi, soprattutto in un mercato globale come questo. Io spero che l'Europa affronti questo tema in maniera molto seria e non in ordine sparso ma in maniera molto compatta, partendo da un presupposto che non possiamo considerare gli Stati Uniti dei nemici, dobbiamo dialogare con gli Stati Uniti e si investa piuttosto in una formazione di un vero e proprio asse tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ma i dazi non ce li possiamo permettere. Tutto questo per dire che avremo grossi danni nelle nostre imprese, nei nostri mercati, ma dall'altro ricordiamolo anche che i nostri clienti americani si troveranno a pagare di più le forniture e immagino che non siano felici e questa felicità non la tradurranno sicuramente verso il loro governo americano e dall'altro ovviamente ricordiamocelo che aumenterà anche l'inflazione negli Stati Uniti di conseguenza. Gli fa eco il segretario del PD Veneto Andrea Martella. Zaia finalmente si accorge del rischio dazi americani a un giorno dalla loro possibile entrata in vigore. Naturalmente lo fa a modo suo, chiede che se ne occupi qualcun altro, limitandosi a denunciare il problema e a sollecitare l'intervento del governo. Peccato che da settimane, conclude Martella, il Partito Democratico chiedesse proprio questo, mentre lui e il suo partito restavano in silenzio.